Ciao carissimi tifosi del Napoli, iscrivetevi subito a questo canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del nostro club del cuore. Andiamo al video. Secondo le informazioni del giornalista Ekrem Konur, il Manchester United avrebbe nel mirino l'acquisto dell'attaccante georgiano Khvicha Kvaratskhelia, uno dei più grandi campioni del Napoli la scorsa stagione, quando la squadra vinse il campionato italiano. Nei titoli individuali l'atleta veniva premiato come protagonista della competizione. Come riportato, il Manchester United sta per liberarsi di Sancho, che sta attraversando una fase molto brutta e nelle ultime settimane si è scontrato con Erik ten Hag. Gli inglesi quindi devono trattare sull'attaccante e andare a caccia di un sostituto, che sarebbe la stella del Napoli. Nonostante l'interesse dei Red Devils per la firma, lo scenario non è affatto favorevole. Il Napoli vuole una vera fortuna per il giocatore e la stessa dirigenza del club ha riferito di aver rifiutato un'offerta di 100 milioni di euro per lui durante la finestra di mercato. Pertanto, per ingaggiare il georgiano, il Manchester United potrebbe dover andare oltre questa cifra e offrire un valore ancora più alto, rendendo potenzialmente l'acquisto uno dei più costosi degli ultimi anni. Vale anche la pena notare che, oltre a Sancho, il Manchester United deve ancora affrontare problemi con Antony, che è lontano dal club per occuparsi delle accuse di aggressione. Di conseguenza, i Red Devils sono senza i due giocatori considerati titolari per tutta la scorsa stagione. Secondo te, tifoso del Napoli, il nostro direttivo dovrebbe rifiutare questa offerta? Oppure no? Voglio sapere la tua opinione nei commenti, perché è molto importante per il nostro club nel profondo. Ci vediamo al prossimo video, grazie.